Presidente Di Pietro, lei ieri ha chiesto in un videomessaggio ai giudici di Palermo di resistere nello scontro con il presidente Napolitano, perché? Non di uno scontro si tratta, ma di una scelta netta di come applicare la Costituzione. La Costituzione impone a tutti di essere uguali di fronte alla legge e se ci sono delle immunità per il capo dello Stato, questo non vuol dire che ciò che altri dicono a lui non possono essere ascoltati dal giudice. E c'è un diritto-dovere di tutte le parti processuali di poter sapere se ciò che ha detto Mancino, il cittadino privato Mancino, abbia o non abbia rilevanza processuale. Quindi è un fatto tecnico che noi riteniamo debba svolgersi attraverso un'apposita udienza in Camera di Consiglio, ed il fatto che in una questione così delicata, la trattativa tra Stato e mafia, proprio su questa questione ci si debba rinchiudere dietro un formalismo esasperato, invece che mettere a disposizione tutte le proprie conoscenze della magistratura affinché finalmente dopo 20 anni, proprio il giorno che si ricorda dopo 20 anni la morte di Borsellino, si possa sapere qualcosa di più della verità. L'unica cosa che siamo venuti a sapere è che tutti, comprese le più alte cariche dello Stato, non vogliono far sapere ciò che è successo.